Ben ritrovati e benvenuti in questa nuova puntata. Oggi vi porteremo a conoscere una storia e un lavoro fatti di coraggio, dedizione, passione e impegno. Ci troviamo a Valdobbiadene e siamo pronti ad esplorare il cuore pulsante dell'Associazione Volontari Antincendio Boschivi, meglio nota come AVAB. Allora andiamo! L'AVAB nasce nel 1978 con il presidente Baratto Fabio, che ha conseguito fino al 2000 per il discorso di essere il presidente. Dopo è diventato Baratto Mirko, adesso ho preso in redino io, che sono Tessaro Cristian, il coordinatore, e qua in fianco a me c'è il vice coordinatore che è Bonetto Davide. Niente, noi ci intendiamo sul discorso degli antincendio boschivo, ok? Siamo nati come antincendio boschivo, poi ci siamo anche affiliati al discorso della protezione civile anche per il discorso di emergenze su terremoti, alluvioni e quant'altro. Alluvioni giù a Meduna di Livenza, terremoto sia a Emilia che all'Aquila, siamo stati di supporto per un bel periodo. E dopo sul discorso anche incendi boschivi ne abbiamo fatti abbastanza, adesso ringraziando anche la popolazione e anche tanto la nostra sorveglianza che gli incendi boschivi sono diminuiti. Negli anni 2000 gli incendi boschivi erano una montagna, adesso si è un po' riusciti a tenere un po' sotto controllo e anche magari grazie anche alla gente che ha anche più, come si può dire, quella sicurezza, avvertenza, nel senso di proteggere il nostro territorio, perché sapete che bruciare il bosco vuol dire portare via ossigeno e tutto quant'altro. Abbiamo avuto la possibilità di assistere a un'esercitazione dei volontari e durante questa esperienza c'è stato un imprevisto, un qualcosa che può sempre accadere anche in casi di emergenza. Diciamo che questa mattina abbiamo simulato un incendio sul Greto del Piave. Ovviamente siamo partiti con 3 mezzi, con il carrello polifunzionale. Abbiamo trovato delle difficoltà inerenti a un piccolo passaggio, ma visto la preparazione dei nostri volontari e il gruppo di squadra che abbiamo appena fatto, siamo riusciti in un modo o nell'altro a trovare la soluzione e a passare il punto di difficoltà e anche riuscire a spegnere il fuoco simulato. Sempre a fianco dei vigili del fuoco, non saremo professionisti come loro, che logicamente loro lo fanno per lavoro, però io posso dire che i miei volontari, anche come stamattina, si trovano di fronte a una difficoltà che può essere la gomma o quant'altro, o l'incendio o questo o quell'altro, cioè loro sanno sempre dare una risposta. E questo per me vuol dire una sicurezza. Sicurezza cosa? E anche sull'utilizzo di DPI e tutto quant'altro è molto importante. Perché? Perché logicamente quando vanno in emergenza il discorso del vestiario e la sicurezza è la cosa più importante. Importante perché? Perché se si fanno male l'emergenza intanto non viene sconfitta. Innanzitutto prima si guardano loro e dopo guardano il discorso dell'emergenza. Un conto è se si devi andare a fare un salvataggio, allora là devi essere molto velocissimo tutto quanto. Però se anche sull'incendio boschivo il fuoco va avanti 100 metri più avanti, dopo ricrescerà. Se invece perdiamo un volontario, sono veramente problemi. I volontari sono stati coordinati dal caposquadra Simone, che è uno dei nostri storici capisquadra. È andato tutto bene, c'è qualcosa da migliorare, ma comunque siamo qui per migliorare e fare progressione personale di ogni singolo volontario. Siamo composti da ben 28 persone, 28 volontari, 4 capisquadra e
e gli altri sono tutti volontari. Noi siamo sempre all'indizio di fare sempre corsi proprio per essere all'avanguardia e per dare una risposta anche al paese. Qua attorno siamo un coordinamento, sono 8-9 associazioni, però vediamo che nel momento del bisogno, che succeda un incendio in pianezze, che adesso è bello verde, invece d'estate è molto giallo, anche sull'ultimo incendio che è successo su in pianezze, io mi sono visto arrivare tutte le altre associazioni in supporto. E questa è una roba molto importante, perché noi chiediamo, loro arrivano. Come quando noi succede qualcosa agli altri, siamo pronti a dare i nostri volontari e andare in soccorso, perché tutti insieme si fa una grande squadra. Abbiamo un'amministrazione comunale che ci dà veramente una mano forte, non tanto, ci hanno dato anche una sede per poter anche portare dentro i mezzi. Poi mi sento in dovere veramente di ringraziare molto la comunità montana che ci ha donato un Ford Ranger proprio per essere adibito al discorso dell'antincendio, e qua veramente la comunità montana è rinata e io sono molto fiero, perché chiediamo, abbiamo una risposta, ci danno dei consigli e quant'altro. La comunità montana è a Vittorio Veneto la sede e loro sono sempre al nostro fianco. Grazie alle loro famiglie, se i volontari riescono anche a interagire e lasciare ore di famiglia, e invece di andare al centro commerciale o quant'altro vanno a fare l'esercitazione, perché anche questa è domenica mattina, loro si trovano, fanno un'esercitazione proprio per approfondire e crescere. Innanzitutto deve contattarci chiedendo che ha intenzione di fare un percorso di volontariato, ovviamente noi lo accogliamo a braccia aperte. Appena entrato ovviamente potrà solo visionare, fare da auditor. Inizialmente dovrà fare dei corsi di formazione, prima la parte di corso di formazione di protezione civile, che senza di quello non è possibile accedere al corso di antincendio boschivo. Fatto questo, passato all'abilitazione ad entrare in antincendio boschivo, quindi fare fronte fuoco nei vari interventi. Successivamente ci sono altre tipologie di corsi di formazione, come il corso motosega, il corso alto rischio, il corso lavori in quota, che comunque sono tutti complementari all'utilizzo del volontario. Noi siamo composti con 3 squadre. 3 squadre cosa voglio dire? 3 capisquadra e 3 vice capisquadra. Le squadre sono formate mediamente da 6-7 persone, ok? Ogni settimana, dal lunedì al lunedì, monta una squadra. Cos'ha quel discorso? Dopo siamo tutti in supporto, però cominciamo a dividere anche le problematiche del discorso dei volontari, che possono anche poter andare logicamente dove devono andare. Sanno però che quella settimana che sono reperibili devono sempre rimanere qua nella nostra zona. Dopo, se uno deve andare via, c'è sempre l'intercambio, però mediamente si monta il lunedì e si stacca il lunedì. Cosa vuol dire? Può essere l'emergenza nel senso del discorso sorveglianza del territorio, anche in caso di temporali o quant'altro, quindi veniamo attivati dal sindaco di Valdobbiadene. Mediamente la squadra è fatta di 8 persone, però dopo ci vuole il cambio, perché io un volontario non posso farlo lavorare 3, 4, 5 ore sempre di fila, e quindi giustamente la squadra che esce, quella reperibile, bene, esce, poi avrà il subentro dell'altra squadra che gli dà il cambio. Quindi io devo sempre avere i volontari in panchina pronti per partire per la prossima emergenza, perché se l'emergenza si prolunga noi dobbiamo avere la possibilità che i volontari non siano sfiniti, perché sennò creano danno e non fanno, quindi diventano anche loro un'emergenza. Il controllo del territorio è molto importante,
perché vedendo anche la gente che gira, logicamente non è che si sentono sorvegliati, però sanno che c'è sempre qualcuno che sta controllando. Si conclude così il nostro viaggio tra i volontari dell'AVAB di Valdobbiadene. Speriamo di avervi restituito una testimonianza fedele del lavoro fatto da queste persone che con impegno e passione difendono il territorio e le persone che lo abitano. Noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto!